Alfredo Tesio, coordinatore della stampa del gusto estero in Italia. Come siamo visti dagli stranieri da un punto di vista agroalimentare? Molto bene, molto superiore a quello che gli italiani stessi guardano l'agroalimentare italiano, perché l'agroalimentare in Italia è sottovalutato. Ho fatto questo esempio dell'italiano, del romano che passa davanti al Colosseo e a San Pietro e non si meraviglia più. Invece lo straniero quasi sviene e lo stesso avviene per l'agroalimentare, per il cibo, per la cultura gastronomica italiana. L'Italia ha un patrimonio culturale per quello che riguarda l'agroalimentare che è unico al mondo, è un modello che molti altri paesi stanno cercando di imitare. E però Claudio Vercellone, amministratore unico dell'azienda Avenue Media che organizza Pasta Trend, mi sembra che però all'estero poi quando si dice di mangiare italiano non sia effettivamente così. Sì, è spesso italiano, ma abbiamo due fasce, una dei prodotti italiani contraffatti e fortunatamente è un'area, una percentuale non eccessiva. Invece i prodotti italiani o Italian sound, cioè che richiamano l'Italia, la famosa pasta bella o pasta amore mio, eccetera, di questa ce n'è veramente una quantità straordinaria. Questi non sono prodotti italiani, quindi non sono prodotti italiani contraffatti, però richiamano il nostro paese. Questo da una parte ci dice che il mondo guarda all'Italia, addirittura chiama prodotti non italiani come italiani perché sa che li vende. Quindi è sicuramente un invito a muoverci velocemente per portargli gli effettivi prodotti italiani.